La Guardia Costiera di Licata nel pomeriggio di ieri ha salvato una tartaruga marina del tipo caretta caretta in difficoltà natatorie all'imboccatura del porto. L'avvistamento è avvenuto da parte del personale militare a bordo della motovedetta CP771. Il rientro dall'attività di servizio che prontamente portava l'esemplare a terra in attesa dell'arrivo del personale specializzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, centro di recupero e di primo sostegno di tartarughe marine di Palermo. All'atto del recupero la tartaruga del carapace di circa 30 cm presentava un sanguinamento alla bocca provocato probabilmente dall'amo di un palangaro. Il recupero è stato provvidenziale perché a causa delle difficoltà natatorie unite all'intero traffico di natanti che caratterizza l'imboccatura del porto di Licata, la tartaruga sarebbe verosimilmente morta da lì a poco. L'attività rientra nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera di Licata, quotidianamente impegnati nella protezione dell'ambiente e della fauna marina, con specifico riguardo alla tartaruga caretta caretta, sempre più vulnerabile in quanto minacciata dalla cattura accidentale, dalla distribuzione di stili riproduttivi, dall'inquinamento da plastica all'erosione costiera, insieme alla pesca illegale e all'insidiosa presenza delle ghost net in acqua. All'esito delle cure mediche del caso, l'esemplare caretta caretta verrà liberato in mare, ritornando nel suo ambiente naturale.